Voi siete un gruppo di giovani e prendete degli oggetti che stanno diventando di uso comune, che sono delle schede elettroniche, l'Arduino o altre che stanno nascendo, e gli date un'anima, cioè le prendete, ne sfruttate le capacità di eseguire degli ordini e le applicate facendo applicazioni, programmi e soprattutto trovate delle idee da realizzare. Sì, questa tecnologia molto innovativa ci permette in tempi molto brevi di prototipare rapidamente, quindi siamo in grado di realizzare prototipi, idee, soluzioni ehm, che ci permettono di collaborare con aziende più tradizionali come quelle artigiane del nostro territorio e di dargli un valore aggiunto. Praticamente la scheda è un piccolo computer, diciamo. Voi fate la programmazione e fate in modo che alcuni oggetti si muovano, facciano delle operazioni. Ci può fare degli esempi? Allora, quello che noi creiamo è interazione, quindi il microcontrollore, come hai detto bene tu, diciamo che è una specie di computer molto compatto, che sostanzialmente è in grado di mettere in relazione il mondo del fisico che viene percepito dai sensori con attuando magari dei motori, delle luci o cose di questo tipo. La logica che sta tra sensori e attuatori è appunto il software che noi scriviamo e che va a finire dentro questo microcontrollore. Ci sono molti tipi, con i microcontrollori sono sempre esistiti. Quello che è importante oggi è che c'è una comunità in rete e una comunità online che ti permette di accedere molto velocemente alle informazioni e sostanzialmente al know-how. Velocità, però anche convenienza economica, nel senso che questi processori erano molto costosi una volta, invece adesso diventano talmente di uso comune, talmente poco costosi che possono essere applicati a cose che una volta magari non conveniva. Ecco, per capire bene come mai oggi ci sono questo beneficio in termini di costi, non si può non parlare subito del concetto di open source, che è secondo me il motivo vero per cui oggi c'è questa accessibilità, perché accessibilità alle informazioni implica necessariamente l'accessibilità ai materiali e quindi alla produzione. La cosa interessante che Arduino ha realizzato è appunto un hardware open source. Per la prima volta il microcontrollore è diventato disponibile a tutti, quindi sostanzialmente se noi sviluppiamo un prodotto per un cliente basandoci su Arduino, non siamo obbligati ad acquistare gli Arduino dalla casa madre, ma potremmo anche creare la nostra produzione prendendo il progetto intero Arduino e clonandolo nella nostra versione. Ho capito. Ad esempio, io ho visto che avete fatto delle applicazioni originali sul calcetto piuttosto che tante altre cose, ma è più difficile inventarsi delle cose da fare, cioè avere la fantasia, o risolvere i problemi di qualcuno che viene a bussare alla porta di questo riff? Questa è veramente una bella domanda perché in realtà non può esserci l'uno senza l'altro. Ehm, Spesso la cosa importante sicuramente è risolvere i problemi. Però problemi antichi possono essere risolti in un modo innovativo solo se c'è una nuova idea, quindi un nuovo modo di combinare assieme tutti questi vari elementi. E questa è una parte sicuramente essenziale, però alla base ci vuole un problema da risolvere perché non c'è solo ciò che è bello, ma ci vuole sempre un'utilità pratica. Sì, tante volte noi abbiamo preparato appunto una serie di demo che vi faremo vedere, che spesso noi non le proponiamo come
degli oggetti di per sé, li proponiamo proprio come dei sistemi per spiegare le potenzialità della tecnologia. Ecco che quindi la maggior parte delle volte un cliente vede un nostro prototipo e dice: ah, ma se questo funziona così, allora anche il mio prodotto può funzionare in questo modo. E da lì poi nascono le richieste specifiche dei clienti. Un po' di contaminazione, è il mondo artigiano, quindi è funzionato sempre così e funziona ancora oggi anche con le nuove tecnologie. Voi poi siete aperti alle aziende, ai clienti, ma anche alle scuole. So che qui voi ospitate studenti di istituti tecnici e fate anche dei corsi. Sì, esattamente, il senso di questo posto è proprio quello di dire, visto che facciamo così tanta interazione, visto che comunque il know-how ce lo andiamo a prendere quando serve, visto che fa sempre comodo avere persone, perché poi le persone sono le vere risorse, quelli che ci mettono il cuore sulle cose, quelli che in qualche modo rendono poi bello tutto quello che facciamo. Ecco, queste persone che vengono qua possono imparare ad usare un macchinario, perché non gli si può dare chiaramente in mano una fresa o un tornio a una persona che non l'ha mai utilizzato, però proprio per valorizzare la risorsa delle persone noi diciamo: voi potete venire qui, fare i vostri corsi, cioè accedere ai corsi, e dopo un periodo di formazione potete lavorare indipendenti con un macchinario per quello che serve a voi. La vostra sede si chiama The Urban Reef, che in italiano sarebbe un ecosistema, nel senso che sarebbe la barriera corallina. E proprio per questo voi siete in continua evoluzione. Vi costruite i macchinari, con i macchinari costruiti ne costruite altri e c'è un'interazione molto forte con il territorio qui intorno, nel senso che siete proprio un posto dove ci può essere vita. Sì, la parola reef nel nome significa proprio che qui le aziende, gli studenti, i liberi professionisti possono contaminarsi l'un l'altro. È molto importante perché il mondo della scuola e il mondo dell'impresa qui possono entrare in contatto su un tavolo di lavoro e lavorare fianco a fianco. La cosa interessante poi è che ci sono competenze molto diverse. Tante aziende magari al loro interno non hanno competenze che i ragazzi ricevono a scuola. Poi ci sono i libero professionisti, per esempio qui un avvocato potrebbe lavorare con un informatico, con un elettronico, ma anche con un medico, per esempio, perché la tecnologia è pervasiva, per cui per arrivare a un buon risultato ci vogliono competenze diverse che lavorano con un obiettivo comune. Ma poi c'è questa crescita anche negli attrezzi, perché con uno strumento se ne possono costruire di altri. Ecco, questa che è più una linea comune di tutti i Fab Lab, anche quello che ho detto prima, comunque un denominatore comune dei Fab Lab è proprio quello di creare strumenti, autocostruirsi strumenti che ti permettono di costruirne altri. Quindi c'è un'evoluzione biologica di nascita e di continua rinascita. Esatto, quindi i macchinari stessi prendono vita.